Buonasera dalla redazione del TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. È stato arrestato e posto ai domiciliari il prefetto di Cosenza Paola Galleone. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Cosenza. I giudici del Tribunale del Riesame hanno revocato la misura di arresti domiciliari per il commissario della Sorica Luigi Incarnato, coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott. Una discarica abusiva di 5.000 metri quadrati è stata sequestrata a Cosenza, in località Petrara, 4 imprenditori denunciati. Fine anno col botto in Sila, record di presenza nelle strutture alberghiere. Le favorevoli condizioni meteo, dopo un'abbondante nevicata, hanno invogliato i turisti sull'altopiano. Primo giorno di calciomercato molto attivo il Cosenza che, vista la posizione di classifica, ha necessità di rendere qualitativa la rosa. Il Crotone ha meno ansia, in Serie C la Regina in camera il primo acquisto, il Catanzaro punta Litteri. Come vuole la tradizione, l'arrivo del nuovo anno è stato salutato con tanta musica, cenoni e qualche tuffo in mare, nonostante le proibitive temperature di questi giorni. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha disposto la sospensione dal servizio dal prefetto di Cosenza Paola Galeone ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica. Ebbene, l'ultimo atto in ordine di tempo che riguarda questa vicenda, da oggi il prefetto Galeone è ad arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto. Questa è la notizia di questa mattina in una vicenda ancora da chiarire. È stata arrestata questa mattina a Cosenza il prefetto Paola Galeone. Il provvedimento restrittivo della Procura Abruzzi eseguito dagli agenti della squadra mobile al rappresentante di governo concessi i domiciliari che sconterà a Taranto. Paola Galeone è accusata di induzione indebita a dare o promettere utilità. Una brutta storia che inizia il 23 dicembre scorso nel Palazzo di Governo. È lì che, dopo aver premiato Cinzia Falcone, le propone l'affare, una fattura falsa di 1.220 euro per giustificare il fondo di rappresentanza a disposizione annualmente dei prefetti e poter riscuotere i soldi dello Stato. Nel colloquio privato il prefetto avrebbe prospettato anche la divisione della cifra, 700 euro per lei, il resto all'imprenditrice che, esterrefatta, racconta quanto accaduto in famiglia, poi si rivolge alla questura, parla con il capo della mobile Fabio Catalano, viene avvisato subito il questore Giovanna Petrocca, scatta il piano. Qualche giorno dopo Natale, il 28 dicembre, le due donne si incontrano in un bar del centro città dopo una serie di messaggi per confermare appuntamento e documento contabile. Cinzia Falcone arriva con i soldi fotocopiati, con addosso i microfoni e la microtelecamera. Paola Galeone fa allontanare l'agente di scorta all'interno del locale, lo scambio della busta con i contanti e le rassicurazioni all'imprenditrice, visibilmente preoccupata. Le lascia anche 100 euro in più di quanto promesso. Fuori dal bar, Paola Galeone, avvicinata dai poliziotti, in borsa le trovano il denaro. Lei tenta di giustificarsi, scatta la denuncia. Alla procura di Cosenza arriva un dettagliato rapporto. Da quel giorno Paola Galeone lascia Cosenza in aspettativa. Oggi l'arresto e il comunicato ufficiale del Tribunale di Cosenza, in cui si precisa che l'indagine prosegue al fine di accertare eventuali ulteriori fatti penalmente rilevanti. È una brutta storia quella che vede coinvolta la prefetta di Cosenza. Brutta, bruttissima, che ha lasciato tutti senza parole. Ma come una così alta autorità coinvolta in un presunto caso di induzione indebita a dare o promettere utilità? Ebbene, proprio chi dovrebbe vigilare sul rispetto della legalità si rende protagonista di un episodio tanto becero quanto inquietante. Così come il mancato arresto nelle ore successive al fatto aveva destato stupore dell'opinione pubblica, nonostante gli inquirenti fossero in possesso di tutte le prove circa il passaggio della mazzetta dalle mani di Cinzia Falcone, l'imprenditrice che ha denunciato, in quella del rappresentante dello Stato. Stamattina si è posto rimedio a questa, chiamiamola, stortura con l'arresto. A questo punto va da sé che le indagini non si fermeranno e che giustamente gli inquirenti metteranno mano in tutte le pratiche gestite dalla Galeone, che, va detto, fino a qualche giorno fa godeva della piena fiducia di tutti. Basta scorrere l'elenco delle innumerevoli iniziative che l'hanno vista protagonista per rendersene conto.
Il rumore di quanto è accaduto è assordante. Oltre che inquietante, non è mai capitato nulla di simile in Calabria, ma la nostra è una terra che riserva sempre grandi sorprese. E non è detto che con il passare dei giorni altre tessere andranno ad aggiungersi al mosaico. Nel frattempo registriamo il senso di smarrimento inevitabile che avvolge la società cosentina. Insomma, dall'altare alla polvere è un attimo. Abbiamo detto in apertura del nostro telegiornale, lo ribadiamo perché è un altro atto atteso in questo senso e anche sollecitato dalla politica per certi versi. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha disposto la sospensione dal servizio del prefetto di Cosenza Paola Galeone, una decisione, un provvedimento reso noto dal Viminale. Luigi Incarnato, commissario della Sorical, coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott della DDA di Catanzaro, torna in libertà. Il Tribunale del riesame, accogliendo il ricorso ai legali di Incarnato, ha revocato gli arresti domiciliari. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare revocando gli arresti domiciliari nei confronti del segretario calabrese del PSI e commissario della società di gestione degli acquedotti Sorical Luigi Incarnato, arrestato nel maxi blitz della DDA di Catanzaro Rinascita Scott e accusato di corruzione elettorale secondo l'accusa in occasione delle elezioni politiche del 2018 in cui era candidato nella lista del PD. Incarnato avrebbe offerto la propria collaborazione in cambio di voti a Pietro Giamborino, ex consigliere regionale del PD, ritenuto legato a Cosca del Vibonese e Pino Cuomo. In questi 15 giorni non ho mai smesso di rispettare ed avere fiducia nella magistratura, sia uomini delle istituzioni sempre, anche quando si è direttamente toccati e coinvolti. Lo ha affermato Luigi Incarnato in relazione alla revoca della misura degli arresti domiciliari. La mia esperienza politica, ha detto, è stata sempre improntata al servizio della collettività, nel rispetto delle istituzioni, ma come in questo momento sono fortemente convinto che bisogna evitare la delegittimazione tra i poteri. La politica e la magistratura hanno ruoli distinti e autonomi e nella loro azione devono essere guidate da un forte spirito di collaborazione volto a sconfiggere la malavita e affermare la legalità. Una discarica abusiva di 5.000 metri quadrati è stata sequestrata a Cosenza, località Petrara, sono 4 gli imprenditori denunciati. Una distesa di rifiuti proprio alle spalle del centro abitato, su un'area di 5.000 metri quadrati a margine del fiume Crati, era stata realizzata una discarica abusiva. Vedete scarti di ogni genere, anche speciali, che deturpavano una zona abitata in località Petrara tra via Fratelli Sprovieri e via Giovan Battista Lupia a Cosenza. Sono stati alcuni cittadini a segnalare alle forze dell'ordine quanto accadeva in quest'angolo della città. Quotidianamente venivano abbandonati rifiuti ingombranti, parti di veicoli, materiali di risulta e altri rifiuti speciali riconducibili ad attività di impresa, e così i carabinieri forestali, con il supporto del NIPAF, il nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Cosenza. Le telecamere piazzate dagli inquirenti hanno documentato l'abbandono incontrollato di rifiuti ed ecco gli autocarri mentre scaricano il materiale. I mezzi, è stato accertato nel corso dell'attività investigativa, svolgevano attività non autorizzata di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti. I carabinieri hanno così individuato i presunti responsabili. Si tratta di 2 persone che gestivano l'area trasformata in discarica abusiva di rifiuti speciali. Nei guai sono finiti anche 4 imprenditori, i titolari di alcune attività commerciali, tra cui il titolare di una palestra e una parrucchiera, che avevano affidato lo smaltimento degli scarti a persone non autorizzate, con il conseguente illecito abbandono incontrollato. I responsabili adesso sono stati denunciati, mentre l'area adibita a discarica è stata sequestrata, così come gli autocarri utilizzati dagli indagati. Artifici pirotecnici su una bancarella e poi a casa invece una centrale per produrre e duplicare abusivamente dei CD-ROM. Un 36enne a Catanzaro è stato denunciato, sentiamo. Vendeva su una bancarella, senza avere alcuna autorizzazione, circa 42.000 artifici pirotecnici e in casa aveva realizzato un vero e proprio laboratorio informatico per la duplicazione abusiva di CD-ROM musicali. L'uomo, un 36enne di Catanzaro, è stato scoperto ai finanzieri del gruppo di Catanzaro e denunciato. I militari, nel corso di controlli nel quartiere Lido, lo hanno individuato a vendere artifici pirotecnici e hanno deciso di estendere il controllo su un furgone e su un'auto riconducibile all'improvvisato commerciante. All'interno i finanzieri hanno trovato diverse batterie di fuochi d'artificio che per la loro pericolosità potevano essere vendute esclusivamente in attività autorizzate quali le armerie. Altri 50 kg di fuochi della stessa specie sono stati poi trovati a casa
dell'uomo, dove i finanzieri hanno anche trovato un computer, 11 masterizzatori, 1580 CD-ROM già duplicati e confezionati con le relative copertine degli album pronti per essere commercializzati. Altre notizie, altre storie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Chiesto il rinvio a giudizio per 20 persone coinvolte nella maxi operazione Canadian 'Ndrangheta Connection che la scorsa estate ha colpito l'Andrina dei Muià. L'udienza preliminare si celebrerà il 28 gennaio dinanzi al GUP distrettuale di Reggio Calabria. Le indagini sono state avviate dopo l'omicidio di Carmelo Muià, ucciso nel 2018 a Siderno. Gli investigatori riuscirono a monitorare alcuni congiunti della vittima che, per ricercare i colpevoli, si sono spinti fino in Canada, dove gli inquirenti hanno individuato una cupola di sidernesi che avrebbe un ruolo centrale negli affari illeciti di quel paese. I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni in abitazioni disabitate nel centro storico di Gerocarne, rinvenuto un fucile calibro 12 marca Beretta con matricola Brasa all'interno di un camino insieme ad alcune munizioni dello stesso calibro caricate a pallettoni. In fiamme nel corso della notte a Mileto, nel Vibonese, un camion parcheggiato in via Aldo Moro. Sul posto per spegnere il fuoco sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Le indagini sull'accaduto sono state avviate dai carabinieri. Ingenti danni ancora da quantificare. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. I militari della stazione Carabinieri Forestali di Corigliano hanno denunciato 2 cacciatori originari del Napoletano per violazione della legge sulla caccia. I 2, in località Casone, esercitavano l'attività venatoria con l'ausilio di un richiamo meccanico non consentito a funzionamento elettromagnetico. I 2 cacciatori erano all'interno di un appostamento temporaneo realizzato sulla spiaggia. Maxi sequestro di pesce in un ristorante di Vibo Valentia, l'operazione della Guardia Costiera, in azione anche personale dell'azienda sanitaria provinciale. Sotto sequestro 23 kg di pesce in cattivo stato di conservazione e altri 10 kg privi di qualunque documento idoneo ad attestarne la rintracciabilità. Andiamo a Crotone adesso, inaugurato nell'aeroporto della città pitagorica un servizio sanitario indispensabile per garantire sicurezza a utenti e viaggiatori, ma anche dipendenti. Aumenta la sicurezza per viaggiatori e dipendenti all'interno dell'aeroporto di Crotone, che da ieri è dotato di un servizio sanitario attivato in collaborazione con l'ASP. Il servizio durerà 1 anno, garantendo la presenza di un medico nell'ambulatorio da 1 ora prima fino a 2 ore dopo l'atterraggio, con la presenza di un'ambulanza dotata di defibrillatore e farmaci insieme a un rianimatore. Il servizio per cui è presente questa presenza sanitaria è legato all'emergenza aeroportuale, cioè l'incidente aereo, e speriamo chiaramente di non doverne mai fare uso, e quindi speriamo che la presenza sia legata semplicemente a quei piccoli incidenti che possono succedere a tutti noi nella nostra vita quotidiana. Poterlo fare in convenzione con un ente territoriale è sicuramente un plus. Non è l'unico aeroporto in Italia che ha una convenzione, altri aeroporti invece, come ad esempio anche noi presso lo scalo di Lamezia Terme, abbiamo altri operatori ugualmente qualificati ma che non sono l'autorità sanitaria locale. Il servizio sarà prestato da medici al di fuori del proprio orario di lavoro, non incidendo dunque sulle turnazioni in atto nelle strutture della città. In cosa consiste? Nel garantire H12 un ambulatorio medico, con un medico dentro l'aeroporto, 2 ore prima e fino a 2 ore dopo i voli, garantire l'ambulanza con tutto quello che serve chiaramente. È fuori orario di servizio e mi creda è stata solo la grande volontà dei medici di Crotone e anche non di Crotone, che comunque lavorano per l'ASP di Crotone, a mantenere attivo questo servizio. Hanno partecipato in molti, incoraggiati anche da tutti i direttori di dipartimento, proprio per questo attaccamento enorme al territorio e al nostro aeroporto, che deve continuare a funzionare. Seconda parte del nostro telegiornale e andiamo allora alla neve della Sila, boom di presenze per il Capodanno, ma anche in questi giorni le strutture ricettive saranno piene zeppe perché si può sciare finalmente e soprattutto le bellezze della Sila sono da non perdere.
Comincia con la neve, il sole e tante presenze il 2020 per la Sila Cosentina, 80 centimetri di neve che attraggono turisti, visitatori e amanti degli sport invernali, strutture alberghiere sold out e operatori turistici soddisfatti. Il nuovo ventennio degli anni 2000 si apre con una congiuntura favorevole, i fiocchi bianchi copiosi vestono la montagna di incanto, il tempo bello incoraggia famiglie e bambini, un boom forse insperato che conferma il fascino di Camigliatello e Lorica, località prese d'assalto in questi giorni di vacanza da viaggiatori che arrivano soprattutto da fuori regione. Impianti aperti da ieri in Sila, le Alpi del Sud, qui ha sede il più vecchio parco nazionale della Calabria, tra i primi 5 in Italia, un territorio che tenta il rilancio economico attraverso le attività delle diverse scuole da sci, attive molte associazioni che permettono di effettuare escursioni e ciaspolate, il passaparola dei turisti, le recensioni online, l'impegno degli operatori che cominciano a fare rete, i segreti di un turismo silano che cambia pelle e dopo anni di lavoro comincia ad invertire la rotta. Non ci sono ancora dati ufficiali, ma basta il tutto esaurito degli alberghi per dire che qualcosa sta cambiando, il fervore di giovani impegnati in una visione diversa, fatta di servizi e tante opportunità di godere la montagna. La neve quest'anno è stata puntuale, regalando non solo divertimento ma tanta speranza, quasi un incoraggiamento della natura per chi ha deciso di puntare sul turismo vero volano, come dimostrano queste ore per l'economia della montagna. E tra le tante attrazioni c'è anche il trenino della Sila, il trenino a vapore preso d'assalto dai turisti. La vecchia cremagliera attraversa i suggestivi paesaggi del Parco della Sila. Un tuffo nel passato sulla locomotiva a vapore che attraversa il Parco Nazionale della Sila per arrivare alla stazione ferroviaria più alta a scartamento ridotto d'Europa. Un'esperienza di viaggio unica nel suo genere, resa ancora più magica dalla Dama Bianca caduta in questi giorni sulle cime. A bordo musica e intrattenimento per grandi e piccini. Circa 2 ore di viaggio attraversando il cuore della Sila da Moccone a San Nicola Silvana Manzio e ritorno a bordo dello storico treno degli inizi del secolo scorso. Sbuffa, fischia e corre lungo la linea ferrata, in tanti vogliono salire a bordo e in questi giorni festivi il trenino ha fatto registrare un vero e proprio sold out, attraversando paesaggi mozzafiato e toccando con mano le bellezze di un luogo incontaminato. A volte si possono riscoprire le tradizioni e rivivere il passato senza spostarsi troppo, a pochi passi da casa, emozioni davvero belle che sottolineano l'impegno e la passione di chi si adopera quotidianamente per offrire ai turisti esperienze uniche e irripetibili. E adesso la musica, cominciamo da Cosenza con il Capodanno in piazza, star della serata il rapper Clementino. A Cosenza ancora una volta il Capodanno è stato un successo. A salutare l'arrivo del 2020 da Piazza 15 Marzo è stato il rapper campano Clementino, acclamatissimo dai tantissimi giovani e non solo. A fare da apripista alla star della serata è stato il gruppo dei 911, seguito dagli emergenti Giovanni Segreti Bruno e Giacomo Eva. Poco dopo lo scoccare della mezzanotte, per formulare gli auguri alla città, è salito sul palco il sindaco Mario Chiuto, che oltre a salutare il 9° Capodanno di piazza che porta la sua firma, ha ricordato con orgoglio che la città di Cosenza, grazie ai numerosi eventi, è diventata una prestigiosa vetrina e si è ritagliata una sua riconoscibilità all'esterno, imponendosi come scenario di eventi all'aperto. Il breve saluto del sindaco Mario Chiuto ha poi lasciato il posto al concerto di Clementino, che fin dalle prime battute ha stabilito con il pubblico di Cosenza un feeling particolare ed una grande interazione, soprattutto negli applauditissimi momenti di freestyle regalati ai suoi numerosissimi fan. O nome Clementino che è scassato in freestyle, non c'è stanno problema, o suono che fe danno, non saluto a Cosenza, poi voglio un Capodanno.
Noi cerchiamo di dare sempre un bel messaggio e secondo me quella è la prima cosa, che poi i ragazzi ci ascoltano, quindi se dai un messaggio cattivo su quello che può essere la musica rap subito viene interpretato male, invece noi dobbiamo far capire che comunque il rap prima di tutto deve essere anche, oltre all'originalità, al divertimento, ma anche il messaggio. Va sottolineato che a garantire la riuscita del Capodanno è stata anche la macchina organizzativa messa in piedi in pochissimi giorni dall'amministrazione comunale, grazie al prezioso supporto di Polizia Municipale, Questura, Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno garantito la sicurezza e la pubblica incolumità con un piano studiato nei minimi particolari. Un importante contributo è venuto anche dall'Amaco, che ha garantito per tutta la notte, dalle 22:30 fino alle 5, i collegamenti tra Piazza dei Bruzzi e il centro storico. E adesso andiamo a Locri. E qui la festa, Capodanno in piazza per Locri on Ice, il mese di eventi dal 7 dicembre al 6 gennaio che vede la città dell'Alto Ionio Reggino capitale assoluta del sano divertimento. Ed anche l'inizio dell'anno Piazza dei Martiri, trasformata in un mega gazebo, è stata la location più ambita da giovanissimi, giovani e anche dagli over 50 e 60. Musica live e poi discoteca pura, per ore di balli con scalette ricche dalla disco anni 70-80 ai nuovi generi musicali con sonorità intense e ricercate. Attesa la mezzanotte a casa, in molti hanno lasciato le proprie abitazioni per ritrovarsi in città. Parcheggi strapieni e migliaia di presenti. Tra piazza e vie limitrofe possiamo parlare di oltre 10.000 appassionati di movida. Una bella nottata conclusa grazie ad un perfetto servizio d'ordine e ad una eccellente assistenza sanitaria senza incidenti. E adesso a Castrovillari per lo spettacolo di Biagio Izzo Autovelox. Biagio Izzo in Autovelox, ospite in prima fila, rassegna di musica e teatro organizzata da 900 teatri con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Il comico napoletano ha allietato il pubblico del Sibaris con il suo spettacolo che lo sta vedendo impegnato un po' in tutta Italia. Sul palco insieme a lui Mario Porfito e Francesco Procopio. Tre carabinieri che siamo il 15 agosto d'estate, anche se siamo in pieno inverno, infatti ridevamo da soli in macchina, pensare esatto, con la neve, noi dobbiamo dire 40 gradi. La trama è incentrata su 3 personaggi. Tutto avviene il 15 di agosto, quando ormai tutta l'Italia è in vacanza al mare. E quindi è uno spettacolo di 3 carabinieri, sono 3 mondi, perché i carabinieri, al di là del loro lavoro, della dedizione, della responsabilità, hanno famiglia, hanno figli e quindi ognuno ha la sua storia e si intrecciano fra di loro. Da buon napoletani riescono comunque ad adattarsi alla circostanza. Tutto lo spettacolo è basato sull'irresponsabilità, su quasi si capisce che questi carabinieri sono poco di buono. Che cosa farebbero i nostri carabinieri se in quella strada trovassero una borsa con dei soldi e se in quella borsa ci fosse anche una considerevole dose di cocaina? Poi alla fine invece c'è l'esplosione bella, che i carabinieri sono delle persone straordinarie. È una questione di onestà e noi siamo persone oneste, perché noi siamo carabinieri. Molti temerari hanno festeggiato il primo dell'anno, il primo giorno, con un bel tuffo in mare. Cielo terso ma temperature molto rigide. Un tuffo collettivo per salutare il nuovo anno, come da tradizione ormai il giorno di Capodanno a Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro in tanti hanno sfidato il freddo tuffandosi nelle gelide acque del mare. Qui siamo a Catanzaro Lido, sulla spiaggia non solo i tuffatori ma anche tantissimi cittadini per sostenere i coraggiosi nuotatori. Quest'anno nel capoluogo il ricordo di Sergio Mirante, giovane architetto di Sellia Marina, scomparso lo scorso mese di ottobre, un ricordo che ha commosso i partecipanti. Una manifestazione organizzata come sempre dall'Associazione Calabria Un Mare d'Amore, che ha unito sport, memoria e anche solidarietà. Ti perdi e ti perdo, quello
Sulle note di A mano di Rino Gaetano, i partecipanti hanno espresso la loro vicinanza ai familiari del giovane architetto. Dopo la benedizione di padre Paolo Sergi della parrocchia Sacro Cuore, i tuffatori, mano nella mano, si sono immersi nelle acque dello Ionio. Al tuffo hanno partecipato per la prima volta anche 2 bambini di 5 e 6 anni, un'iniziativa dedicata inoltre agli appartenenti alle forze dell'ordine caduti in servizio nell'ultimo anno. Nel corso della manifestazione sono state raccolte anche derrate alimentari per la mensa dei poveri della parrocchia Madonna di Pompei e proventi da destinare alla Caritas del Sacro Cuore. E noi ci tuffiamo nel calciomercato. Sono i primi giorni, quelli dedicati proprio ai sogni, alle illazioni, alle indiscrezioni, agli obiettivi. Cosenza e Crotone saranno sicuramente attive, c'è del tempo, si muoveranno presto, probabilmente il Cosenza lo farà con maggiore decisione vista la classifica, ma sentiamo Anna Franchino. È iniziato ufficialmente oggi il calciomercato e le operazioni si protrarranno fino al 31 di gennaio alle ore 20. Fra le squadre maggiormente interessate a questa sessione invernale di compravendita dei giocatori c'è il Cosenza, a cui le precarie condizioni di classifica consigliano una robusta e qualitativa rivisitazione dell'organico. Dalla società filtrano idee e progetti già in itinere e che dovrebbero culminare in breve tempo con annunci importanti. Si apprende per esempio che entro fine settimana la società Abruzia dovrebbe chiudere le trattative per l'acquisto di un centrale difensivo e un centrocampista. Non del tutto tramontata l'ipotesi di un ritorno in maglia rosso-blu di Gennaro Tutino, anche se contrariamente al desiderio del giovane attaccante di tornare a Cosenza, il Napoli vorrebbe piazzarlo ad Ascoli attraverso un giro tortuoso che porterebbe un centrocampista della squadra marchigiana a Bari. La società di De Laurentiis, però, visti i buoni rapporti con i rossoblù, potrebbe dirottare il rivalcrati il promettente Gaetano, pupillo dell'ex tecnico Ancelotti. Sul fronte cessioni resta ferma la volontà della società di Viale Magna Grecia di privarsi, oltre ai nomi già abbondantemente apparsi nei giorni scorsi sulla stampa locale, anche di Daniele Sciaudone, che nell'ultimo periodo non sembra essere più in sintonia con il tecnico Braia. Insomma, l'intenzione del Cosenza è quella di completare le urgenti operazioni di rafforzamento entro i primi 10 giorni di gennaio. Decisamente più tranquillo il clima che si respira a Crotone, dove la squadra già ben attrezzata e con una posizione di classifica di tutto rispetto, almeno da ciò che trapela in ambienti societari, farà piccoli movimenti di mercato, inserendo 1 o al massimo 2 elementi capaci di aumentare già l'alto tasso tecnico a disposizione di mister Stroppa. Nel campionato di Serie C a muoversi, pur non avendo necessità impellenti, è la Regina, che pensa già al futuro in Serie Cadetta, assicurandosi l'attaccante Sarao, e sta per chiudere con Agostinone dell'Alessandria. Il Catanzaro guarda in casa rossoblù e punta a Gianluca Litteri, finito ai margini con Braia, ma desideroso di riscattarsi, unendo le sue ambizioni a quelle della squadra delle Aquile. Nessun movimento al momento è segnalato per quanto riguarda il Rende e la Vibonese. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Siamo protetti da un vasto anticiclone che garantisce condizioni di bel tempo su tutto il nostro territorio. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento e sopra le medie del periodo di qualche grado. Passiamo a mari e venti. Domani calmo tendente a poco mosso il Tirreno settentrionale, generalmente poco mosso o mosso quello centro-meridionale. Poco mosso il Golfo di Corigliano, mosso lo Ionio nei rimanenti settori. Venti deboli o moderati da maestrale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.